Un cordiale saluto amici sportivi e ben ritrovati con le telecamere della Wii Sport presenti al comunale di Giardini Naxos per seguire la sfida valevole per il recupero della 14ª giornata del campionato regionale Under 17. Si sfidavano Giardini Naxos e Ionica Football Club. I padroni di casa, i ragazzi di mister Gulisano, venivano dalla sconfitta rimediata domenica al Despar Stadium nel match contro il Camaro. Una sconfitta anche per la Ionica, che ha perso in casa contro la Ionia Calcio Riposto. Cercheranno di tornare dunque alla vittoria le due formazioni. Abbiamo visto, grazie all'aiuto delle nostre grafiche, gli 11 scelti dai due mister. Un occhio attento sulla formazione del Giardini, che si schiera con Basile, La Rosa, Puglisi, Di Bella, Di Lettoso, La Valle, Di Martino, Andronico, Ragusa, Caltabiano e Scuderi. Pronti via e siamo partiti con le ostilità. La prima occasione di gioco sarà per i padroni di casa, che proveranno subito a colpire qui con Ragusa, che riesce ad arrivare sul pallone ma non riesce a trovare la via della rete. Questa volta è il numero 9 della formazione del Giardini che ci riproverà poco dopo con questo calcio di punizione affidato a Caltabiano. Fa buona guardia però Informande, mandando il pallone in calcio d'angolo dagli sviluppi dello stesso. È La Valle che prova a staccare di testa. Il tentativo del difensore del Giardini però si spegne a lato. La risposta della Ionica dall'altro lato è affidata a Trovato, che prova con il destro ma manda il pallone alle stelle. Non succederà più nulla in questa prima frazione di gioco, pochissime occasioni. Si spegne con uno 0-0. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi per una pausa prima di ricominciare con la seconda frazione di gioco. Un cambio obbligato per il Giardini Naxos. Dovrà uscire infatti La Rosa, febbricitante, dal campo, dopodiché si potrà ricominciare con le ostilità. Vedremo se una delle due formazioni riuscirà a sbloccare il risultato in questa seconda parte di gara. Ci prova subito la Ionica con Trovato, che si gira bene, calcia col sinistro, tentativo però debole del numero 11 che Basile non ha problemi a controllare. Allora il Giardini che prova dall'altro lato a sbloccare la partita, un mischia in aria, batti e ribatti. Alla fine il tentativo di La Valle, salvato clamorosamente sulla linea da Pellizzeri. Grande occasione dunque per il Giardini per sbloccare l'incontro. Dall'altro lato prova la Ionica con Terrizzi a calciare. Primo cambio per il Giardini con Scuderi Enrico che prenderà il posto di Andronico. Dall'altro lato la Ionica conquista un calcio di punizione. Sarà De Clo ad andare direttamente in porta a trovare l'incrocio dei pali e a sbloccare finalmente la gara. Al 18° minuto della seconda frazione di gioco la formazione ospite riesce a trovare il gol dell'1-0 grazie allo specialista dei tiri da fermo De Clo, che ha confezionato una vera e propria perla mandando all'incrocio dei pali. Altro cambio per il Giardini con Millauro che prenderà il posto di Scuderi ad essere la formazione di casa ad attaccare in avanti. Un'altra occasione per Ragusa, che però si è fatto fermare ancora una volta da Informante. Calcio di punizione, Caltabiano va direttamente in porta, arriva il pareggio del Giardini Naxos. La firma è del numero 10 Caltabiano. Siamo al 28° minuto di gioco e il Giardini riesce a riequilibrare la situazione. È 1-1 adesso al comunale di Giardini, forse non perfetto Informante, e adesso il Giardini che continua a spingere in avanti. Ancora Caltabiano prova a scodellare il pallone dentro, palla che resta lì, ci arriva Puglisi che calcia col sinistro, trova un lob che supera l'estremo difensore della Ionica. Nel giro di 3 minuti la formazione di mister Gulisano è riuscita a ribaltare la situazione. Adesso è il 2-1 al comunale di Giardini Naxos. Dopo la firma di Caltabiano è toccato a Puglisi. Sul finale avrà l'occasione anche per chiuderla definitivamente e lo farà il Giardini con Sebastiano Ragusa, che anche quest'oggi trova la rete. È il terzo gol in 3 giornate per l'attaccante del Giardini Naxos, che mette così la parola fine all'incontro. E 3-1, doppio vantaggio per i padroni di casa, che dopo essere andati sotto sono riusciti a ribaltare completamente il risultato. Sul finale valzer di cambi per la formazione di mister Gulisano. Infatti entreranno Muratori, Di Bella e Papa. Lasceranno il campo rispettivamente Di Martino, Di Lettoso e Caltabiano. Ci prova la Ionica sul finale ma non succederà più nulla. Triplice fischio del direttore di gara e Giardini Naxos che torna alla vittoria. Finisce 3-1 al comunale di Giardini. Da noi un saluto anche per questa settimana, è tutto, alla prossima!